Sì, diciamo che ho detto alle ragazze, a parte i primi 5 minuti dove abbiamo preso gol, eravamo un po' in difficoltà, però poi credo che le ragazze siano state davvero straordinarie e hanno fatto una partita perfetta. Diciamo che il risultato non fa una piega e abbiamo continuato sulla stessa linea della partita che avevamo fatto con la Juve e queste sono, credetemi, viste dalla parte di qua, sono grandissime soddisfazioni, perché vedere le ragazze che corrono per 90 minuti e fanno anche dei gol di ottima fattura è veramente gratificante, vista dalla parte di qua dell'allenatore e dello staff. Quindi complimenti a loro che ci fanno vivere sempre queste bellissime emozioni. Detto questo, non ci dobbiamo fermare, perché c'è già sabato prossimo una partita importante contro il Verona, che sarà una partita difficile, non deve ingannare la classifica, perché è proprio questo: noi dobbiamo tenere le motivazioni molto alte, perché solo con le motivazioni alte noi riusciamo a mettere in difficoltà chiunque, e oggi l'abbiamo dimostrato. Io dico sempre che i moduli sono fatti per dare organizzazione, ma alla fine la differenza la fanno sempre le motivazioni, quindi quello è il mio motto che mi porto dentro da giocatore quando giocavo, e cerco di trasmetterlo anche alle ragazze e da allenatore. Abbiamo visto ieri la vittoria della Roma che ci aveva superato, e noi oggi dovevamo cercare di vincere con tutte le nostre forze e l'abbiamo fatto in maniera straordinaria. Sì, sono felice con lei, perché gli avevo chiesto un gol da ex, come l'ha fatto l'andata, ne ha fatti addirittura 4, quindi sono felice per lei, perché qua ha vissuto dei momenti belli, ma dei momenti soprattutto stati più quelli negativi che quelli positivi, quindi sono felice davvero per lei. Consentimi di ringraziare le ragazze che sono venute in panchina e che sono entrate, perché erano motivate più di quelle che erano in campo, e questo è un segnale positivo per il futuro, nonostante la giovane età, perché abbiamo una squadra veramente giovane. Le ragazze sembravano delle veterane in panchina, e questo deve essere di buon auspicio per il futuro. E consentimi anche di ringraziare lo staff, perché su determinate cose magari io ci arrivo, però vista con 6-8 occhi è diversa. I miei sono solo 2, più occhi ci sono e più possibilità di fare bene abbiamo. Questo è un grande gruppo, a partire dalla società, a partire dalla squadra, a partire da noi dello staff. È un gruppo che portiamo avanti da parecchi anni e ci sta dando tantissime soddisfazioni, e questo è veramente bello. Tanta emozione a tornare qui, che questa per me è anche casa, quindi felice per questo risultato e di aver ritrovato il gol in campionato. Credo che abbiamo sbagliato a trovare le misure i primi momenti, loro sono venuti fuori forte e quindi ci hanno messo in difficoltà subito, però quando abbiamo preso le misure e cominciamo a giocare noi, abbiamo visto la qualità che abbiamo, e a prendere il gol prima del secondo tempo era importante, quindi ci siamo rimessa, diciamo, in linea sul nostro gioco e è partita alla grande il secondo tempo. Vuol dire tanto a tornare qui a giocare. Non sono una persona al solito nervosa prima di una gara, quindi oggi c'erano le farfalle e quindi sono contenta di aver ritrovato anche delle persone di cui voglio bene in tribuna, e sono felice per il risultato. E niente, hanno firmato tutti, perché questo è veramente un gruppo speciale, da ogni persona, tutto lo staff e le ragazze, quindi non rappresenta i miei 4 gol oggi, però rappresenta tutto il gruppo e tutto il lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo. Dedico questi gol a me stessa prima, e come sappiamo tutti ho passato dei momenti peggiori e sto tornando al mio livello e sono veramente contenta, e il secondo allo staff e tutte le ragazze che mi stanno aiutando in questo periodo a aiutarmi a ritrovare me stessa, e sono felice di riuscire a dare qualcosa a questo gruppo. Contro la Juve abbiamo messo di tutto, abbiamo fatto una bellissima gara, veramente sono uscita dal campo orgogliosa di ognuno di noi, quindi mi è dispiaciuto che non abbiamo vinto il rigore, sappiamo che è questo, quindi oggi è importante a ricominciare con questi 3 punti e andiamo avanti.